Amiche e amici di Wisport, appassionati di calcio, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio di Santa Domenica di Vittoria, allo stadio comunale per la 14ª giornata di promozione Girone C, la prima partita di ritorno che vede Santa Domenica di Vittoria e Gemini Calcio affrontarsi in questo match che mette in palio punti pesanti. Entrambe le squadre sono molto vicine in classifica. Santa Domenica di Vittoria 18 punti, Gemini Calcio 16 punti, vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica. Santa Domenica di Vittoria che gioca con la tradizionale casacca bianca, per il Gemini Calcio invece la terza maglia, quella color verde. Squadre che sono appena scese in campo, nutrire rappresentanza anche di pubblico ospite, lunga trasferta per la squadra agrigentina che è già qui da ieri in ritiro, nutrite cornici di pubblico anche per il pubblico di casa. Paesaggio da cartolina quello di Santa Domenica di Vittoria. Il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dalla cronaca di Giampaolo Pasqualino. Le immagini invece sono registrate dal nostro regista Giovanni Saeli. Tutto pronto, manca solo il fischio d'inizio, prima però il minuto di raccoglimento su tutti i campi per la scomparsa di Agroppi. E questo è il momento di raccoglimento per la scomparsa di Aldo Agroppi. E adesso siamo pronti per entrare nel match. Subito andiamo a leggere le formazioni, cominciando dagli ospiti con 1 De Miele, con 2 Minceli, 13 Di Benedetto, 5 Reina, 3 Colley, 11 Scrudato, 4 Uso, 8 Lovico, 7 Veca, 10 Vaccaro, 9 Bamba. Dall'altra parte colonna Piedra, Lombardo, Paolino, Montagno, Buonaccorso, Vidal, Soriano, Rebagliati, Cavalieri, Tortola dovrebbe essere questa, salvo novità dell'ultimo minuto. La formazione dei padroni di casa che toccheranno il primo pallone, attaccheranno da sinistra a destra del vostro schermo. Da destra a sinistra invece il Gemini. Si attende solo il fischio dei direttori di gara, il signor Davide Romano della sezione di Catania, che sarà coadiuvato dagli assistenti Campa e Lobello della sezione di Siracusa. Si parte, mettetevi comodi, inizia il match. Subito lancio di Vidal, De Miere la fa sua, vero e proprio eroe del match di Coppa. De Miere neutralizzato addirittura 3 tiri di rigore su 5, risultato che consentirà al Gemini di giocarsi le sue chance. Ricordiamo che chi vince la Coppa di categoria salta direttamente in eccellenza. Conclusione da lontano, primo squillo è del Gemini, tiro però non pericoloso, è stato Vaccaro, arrivato dal Camarat insieme a Bamba a rinforzare il reparto offensivo del Gemini. Percorso invece inverso per Velardi. Controllo di Piedra col petto, lancio a cercare Rebagliani, palla che
finisce nella terra di nessuno. Alla fine De Miere la fa sua. Linea 4 rispetto a quello che è il suo solito per la squadra di casa. E davanti Cavalieri e Rebagliati. 7 reti per Andres Rebagliati, vera e propria stella della squadra di casa. Fasi di studio del match, rimessa in gioco di Di Benedetto, palla risputata fuori. E lui il braccetto, centro di difesa c'è Reina, Miceli a chiudere il terzetto. Occhio anche a Colley, già 3 reti per lui. Giocatore di grande tecnica e corsa, il numero 3. Clima sicuramente rigido qui in montagna. Abbiamo proprio l'Etna a fare da cornice questo match. Ora occhio perché c'è l'errore in uscita di Colonna. La conclusione è tentata subito. Si poteva forse cercare una manovra più ragionata. Chiede scusa Colonna ai suoi. Si riparte da Piedra. Porta su, cerca la palla su Rebagliati. Buona interdizione di Lovico. Piedra sul punto di battuta proprio per Rebagliati. Owusu, la palla è buona ancora per Piedra, va via benissimo, buon accorso, messo giù, buon accorso da Colley, fischia Romano. Calcio di punizione e lì è una zona interessante per il Santa Domenica Vittoria. Occhio ovviamente a Rebagliati, ma anche Piedra, Vidal sul punto di battuta. Occhio anche a Piedra che ha discreta confidenza con la via della rete, 3 reti per lui. Vidal, la palla è buona sul secondo palo, la conclusione al volo finisce fuori misura, però c'è il primo squillo da segnalare al 4° minuto del Santa Domenica di Vittoria. Ottima la palla di Vidal, leader del centrocampo, la squadra messinese. È stato Suriano a tentare. Rebagliati, solito lavoro di scarico ottimo di Rebagliati. Piedra, controllo non buono di Suriano, il fallo di Piedra non fischiato e allora si riparte dall'altra parte con buon accorso che viene chiuso da Colley. Inizia a riscaldarsi il clima sugli spalti, tanti i tifosi provenienti da San Giovanni, provincia di Agrigento, tanti ovviamente per quello che è il viaggio davvero complicato da affrontare da una parte all'altra dell'isola, problema che il Santa Domenica di Vittoria affronta ad ogni settimana. Adesso Piedra, Colley su di lui, intervento non è falloso, la rimessa dal fondo per De Miere. Adesso recupera la posizione proprio il numero 4. Si può ripartire. Owusu si abbassa a creare gioco il numero 4. Bella
la sfida tra Owusu e Vidal. Colley al volo, è buona la giocata, capisce tutto Piedra, la palla è ancora buona per Colley. Colley si gira bene su se stesso, c'è un po' di luce per Vaccaro, affonda il 10, la palla è ancora messa bene sull'esterno, ancora dietro per Vaccaro, cercare il rimorchio, sputata fuori da Santo Domenica di Vittoria, occhio Owusu da lontanissimo, soluzione complicata quella tentata da Owusu. Buona però sull'asse di sinistra la triangolazione tra Colley e Lovico. Lui a giocare da questa parte, escludato interno dall'altra, adesso scivolata pulita sul pallone, l'ultimo tocco però è di un giocatore in maglia bianca. Si riparte. Attacca il Gemini. Chiude bene Vidal. Poi però porta troppo palla. E allora il Gemini si fa sotto con Bamba. Bamba la conclusione! È vicino al gol del vantaggio la squadra di mister Ancona. Ha sprecato Ibrahim Bamba. Conclusione fuori misura. Qui troppa fretta, aveva tutto lo spazio. 4 reti per lui in questo campionato. Insomma, sembra però il Gemini in questo avvio essere più reattivo, soprattutto sulle seconde palle. Santo Domenica di Vittoria un po' contratto. Occhio però adesso si apre un po' il campo. Buona però la chiusura di Owusu, importante su Cavalieri. Siamo già di là. Vaccaro contro Piedra. Piedra lo chiude. Rimessa offensiva. Può gestire Miceli. Owusu ancora su Miceli. Miceli entra dentro il campo, poi larga per Colley, palla però ad occhi chiusi. Vidal si gira bene su Vaccaro, poi cerca lo spazio per Montagno, sempre bravo a inserirsi. La palla però è già dall'altra parte su Bamba, fuori gioco di Bamba. E allora, partita bella, accesa, vibrante, anche sugli spalti. Punti in palio sono importanti, d'altronde non potrebbe che essere così. Non è rimessa dal fondo, ma è fuori gioco, quindi Colonna deve rimettere al limite. E allora buona la triangolazione, uscita da sinistra, il pallone però è lungo, troppo per Montagno. Occhio a Montagno che si è infilato nello spazio, fuori gioco però. Nulla di fatto. Rapidità però del numero 7 può essere un fattore per il Santa Domenica di Vittoria. Questo 4-4-2 molto compatto, cercare di non lasciare spazio alle combinazioni tra Bamba e Vaccaro. Ora Reina proprio per Bamba, il fisico di Lombardo su di lui. Non c'è fallo, rimane a terra Bamba, si continua a giocare. Tortora tocca probabilmente il suo primo pallone, lo mette fuori.
rimessa laterale, terra Bamba. Inquadrato prontamente dal nostro regista di oggi, Giovanni Saeli. Adesso sole che si nasconde dietro le montagne dell'Etna e temperature che iniziano a scendere, mentre Bamba è stato colpito alla schiena. Un po' di preoccupazione sulla panchina grigentina. Si rialza però il numero 9, che ha sprecato un'occasione importante a inizio match, graziando di fatto Colonna. Rimessa Gemini, Owusu allunga la traiettoria, palla sputata fuori. Sulle seconde palle sono più reattivi però i ragazzi di Mister Ancona, poi Vaccaro toccato duro, non c'è nulla e allora si riparte, ma Colley ha già recuperato, pone la palla fuori, scrudato perché a terra è rimasto Vaccaro. E la palla la mette fuori Miceli. Alla fine la palla viene restituita da Bonaccorso a Miceli. Si riprende a giocare. Con Demiere, che appoggia proprio su Miceli. Ci sono Vaccaro e Scrudato che stanno giocando più vicini a Bamba, quasi in un 3-4-2-1 disegnato da Mister Ancona. Ora Demiere, palla non buona di Demiere, si è buttato nello spazio suriano. Vidal di prima a cercare Rebagliati, anzi Piedra, pardon. Rimessa in gioco è dei bianchi. Piedra, Cavalieri che si sta muovendo tanto, Colley rischia il fallo, intervento alla fine è duro ma pulito. Rimessa per il Santa Domenica di Vittoria, che adesso ci prova con Piedra, palla su Cavalieri. Una conclusione smorzata, evita Demiere il calcio d'angolo. Santa Domenica di Vittoria che si sta difendendo con ordine e che sembra però poter far male con la vivacità di Cavalieri. Sin qui non si è visto molto Rebagliati. Eccolo proprio il 9 che lotta con Di Benedetto. Alla fine la palla arriva a Miceli, accelera Miceli, buona a lungo del numero 3, 2 pardon, che adesso scarica sul 3 Colley. Ecco l'imbucata per Bamba di Lovico. Era buona questa manovra del Gemini, è mancato l'ultimo passaggio. Tribuna che adesso è piena, quella del Santa Domenica di Vittoria, diciamo, perché fino davvero a pochissimi istanti prima sembrava non essere così. Adesso Rebagliati, fallo tattico per evitare la ripartenza, mette giù Scrudato che si sta sacrificando tanto in entrambe le fasi. Si è visto tanto Veca, si è giocato di più da questa parte su Colley. Ora Vaccaro non ha pizzicato la palla. La rimessa in gioco e allora
per il Gemini. Eccolo Scrutato, sbaglia il passaggio su Colley e poi lo stop. Cavalieri non riesce e allora si riparte con Vaccaro. Buono il controllo, Vaccaro nello stretto, va via Vaccaro, pallone così così, alla fine esce buono per Scrutato. Becca Vaccaro, buona la triangolazione del Gemini, la palla dentro per Bamba, buca l'intervento Santa Domenica, ma fuori gioco segnalato dagli assistenti. Azione però molto bella, palla a terra, mancato l'ultimo passaggio. Suriano si butta bene nello spazio, Owusu tocca il pallone, non l'avversario. Rimessa offensiva. Cavalieri, buona la giocata, la palla passa su Montagno, il cross di Montagno deviato, ci sarà calcio d'angolo. E occhio perché sui piazzati riesce a far male Santa Domenica Vittoria. Palla sul secondo palo, Rebagliati, la palla poi viene colpita da Piedra e finisce fuori di pochissimo. Non è Lombardo ma è Piedra ad aver messo fuori di poco, almeno così ci è parso di vedere. Minuto numero 18, l'occasione più importante del match per il Santa Domenica di Vittoria fino a questo momento. Adesso Tortora non bene nel rilancio. Piedra, abbiamo detto che poteva essere un fattore. Piedra anche in fase offensiva questa volta sbaglia l'appoggio, non si intende con buon accorso. Ora Lovico perde palla, poi bene Miceli, grande giocata del numero 2 con il dribbling senza paura sull'avversario, scivolata a ripulire una situazione che stava diventando complicata. Piedra pressato da Colley, aiutato anche dal pubblico che chiama l'uomo. Miceli ancora con personalità e anche un brivido, alla fine risolve anche questa situazione. Di Benedetto, anzi Reina, perdono, ora Di Benedetto, lungolinea, si abbassa Bamba, cercare di entrare un po' più nel vivo del gioco, si è un po' incupito il numero 9 dopo quell'occasione sprecata e anche il colpo subito alla schiena. Ora Owusu vince il duello. Cambio campo sbagliato, occhio a Vidal, si butta Piedra nello spazio, non viene servito, la palla viene scodellata dentro e cercare Rebagliati, nulla di fatto. Adesso una fase però più favorevole alla squadra di casa. Piedra è in posizione regolare, il cross di Piedra, palla messa fuori, Lovico la prolunga, alla fine la palla finisce tra i piedi di Colley, fase non bellissima. Noi siamo al 20° del primo tempo, occasioni da una parte e dall'altra, match tutto sommato gradevole, ma siamo ancora sullo 0-0. Ora Montagno, non c'è fallo su Di Benedetto. È rimasto però a terra Di Benedetto.
Adesso si cerca di capire a chi spetti la paternità di questa rimessa. La palla è del Gemini. Che ha avuto un ottimo approccio al match. Poi è venuto fuori il Santa Domenica Vittoria. Il totale fa 0-0. Vaccaro va via, bene scrudato, tocco dentro, palla che finisce fuori dall'impianto e che inizia il suo viaggio, visto che siamo in montagna. Palla che sarà recuperata a valle, come si suol dire. Owusu, buona la giocata di Owusu, non riesce scrudato a controllarla, ancora Owusu, rischia, grande personalità del numero 4, Miceli cerca aiuto, non lo trova, palla è per Lovico che pizzica, occhio a Bamba, Bamba si è buttato dentro, Bamba toccato ma non c'è nulla, qui azione che sembrava sfumata, poi però il Gemini è riuscito a creare una situazione pericolosa, alla fine Colonna è riuscito a mettere una pezza. Siamo già di là, non c'è un attimo di sosta. Suriano, Tortora, cambio gioco a cercare Piedra, vero e proprio attaccante aggiunto Piedra, fuori gioco però del numero 4. Adesso temporaneamente si scambiano la posizione, Piedra è buon accorso, occhio a Bamba per Vaccaro, Vaccaro in area di rigore, Vaccaro toccato, non c'è nulla, e qui altra situazione pericolosa, iniziano a essere tante quelle in area di rigore del Santa Domenica Vittoria. Stavolta sorpreso Paolino dal movimento di Bamba. Owusu, la sponda, Bamba, la palla è buona, liscio però clamoroso di Veca. E altra occasione per il Gemini. Mani nei capelli per tutta la panchina agrigentina. Adesso bussa forte la squadra ospite. Di Benedetto sul punto di battuta. Chance clamorosa per Veca. Eccolo Veca, va via. Palla è messa dentro, non c'è nessuno a rimorchio. E loro occhio al contropiede. Cavalieri, Rebagliati sul filo del fuorigioco. La palla è buona. Rebagliati, ma c'è il fuorigioco di Rebagliati. Al limite questa chiamata, occhio però, già recuperato la palla Santa Domenica, Cavalieri prova a cercare di sorprendere il portiere Demiere che non si era ancora riposizionato, adesso nervosismo da entrambe le parti. Match vibrante al Comunale. Lancio imprendibile, questa volta per Veca, che sta ancora probabilmente ripensando all'occasione mancata poco fa. Tanto inizia a scendere qualche goccia di pioggia qui sull'Etna.
Ce ne accorgiamo perché c'è una vera e propria migrazione dalla tribuna scoperta a quella coperta. Adesso davvero tribunetta piena in ogni ordine di posto. Tanto il gioco è fermo da un paio di minuti. Adesso si può finalmente riprendere con Bamba. Bene Soriano col fisico su di lui. Su rimbalzo la rimessa è verde. Di Benedetto, Veca, buon recupero palla di Veca che poi va giù, non c'è nulla, recupera Scurdato, pulisce un altro pallone, il numero 11, Owusu, tenta una verticale complicata, è già ripartita il Santa Domenica, grande giocata di Rebagliati, di tacco a liberare i Cavalieri, Montagno sul secondo palo a cercare Piedra, questa era un'azione bellissima. Partita proprio da una giocata super di Rebagliati. L'occasione però è sfumata, pallone troppo lungo per Piedra. Cambio non era provvisorio, sembra invece essere permanente quello tra Piedra e Buonaccorso. E Piedra adesso giocare qualche metro più avanti, il numero 11 operare da terzino. Ora Tortora rischia ma poi se la cava bene col cambio campo e adesso si apre lo spazio per Buonaccorso. Piedra però ci pensa un po' troppo, poi Vidal bene per Cavalieri, occhio a Cavalieri, la finta di Cavalieri, spallata di Owusu che recupera alla grande e ora siamo già di là con la palla a cercare la profondità per Vaccaro che la voleva però sui piedi. Si arrabbia con Lovico. Qui sprecata una buona transizione perché c'era tutto il campo a disposizione. Rebagliati. Adesso perde il controllo della palla, c'è la possibilità di contropiede con Colley, arriva Piedra, Colley va via, Colley vuole andare fino in fondo, Piedra è scivolata, la rimessa è del Gemini. A battere va Miceli. Questo racconta anche dello spirito offensivo del Gemini, che attacca con quasi tutti i suoi effettivi. Miceli dentro, palla messa fuori, Colley in due tempi, palla così per Di Benedetto che alleggerisce saggiamente in avanti, Remiro, così Remiro, Bamba, finta di Bamba, steso, non c'è nulla, pulito l'intervento di Lombardo. Cavalieri, partito Cavalieri, campo però è finito, sta fischiando poco, direttore di gara Davide Romano, attenzione di Catania, forse ci stava qui il fallo su Bamba. Reina, Bamba, la palla esce buona per Vaccaro, Vaccaro a tu per tu, Vaccaro, palo di Vaccaro, era tutto solo, l'azione ancora viva, Veca, palla dentro, è occasione clamorosa, fallita dal Gemini, il palo di Vaccaro. Davvero occasione incredibile, una palla che sembrava innocua, alla fine divenuta buona per Vaccaro. Ora Bamba allarga bene, cross di Veca è ancora impreciso. Ora Colley prova a chiudere su Vidal, si lotta a centrocampo, alla fine la palla è buona per Scrudato,
sempre al posto giusto, Scrudato. Ousu allarga su Lovico, cross a cercare Colley che si era buttato dentro. Ora Miceli, davvero scambi di posizione continui nel Gemini. Vaccaro, spalla alla porta, Vaccaro va via, grande giocata, Vaccaro! Palla fuori, ma giocata incredibile di Vaccaro. Nello stretto era andato via, allarga troppo il piatto destro. Occasione clamorosa per il Gemini. E sta entrando in partita il numero 10, che ha fallito 2 occasioni importanti. Incoraggiato adesso dal pubblico di Fede Agrigentina. Vidal sbaglia un pallone, non da lui, si scusa, il numero 8. Difficoltà, c'è un'inferiorità numerica, 3 contro 2 nella zona centrale, a volte si abbassa anche Vaccaro. Ora Lombardo, Vico al volo, tentativo pretenzioso, palla che finisce fuori. Adesso il Gemini sembra padrone del campo. La squadra dei Lupi costretta a difendersi e anche a ringraziare la fortuna. Cavalieri, Vidal, bene, palla dietro, palla avanti, a cercare Montagno, Di Benedetto copre l'uscita di Demiere. E la palla è di nuovo del Gemini, con Miceli. Reina, da Di Benedetto, ancora per Reina, cerca la profondità su Colley, Piedra, bene, di testa, la palla però è sempre verde. Lovico, Bamba fa il movimento, la palla però arriva dall'altra parte, Tortora incerto, Veca, controllo, Veca, palla su, Scrudato, la parata, poi Colley, liscio ancora Colley, ma c'è il fuorigioco. Altra occasione Gemini, stavolta con Scrudato. Adesso iniziano a diventare tante le situazioni potenzialmente da gol per il Gemini, che attacca ancora, Scrudato, Veca va via, Lovico, ancora Lovico, chiuso questa volta Lovico, non trova più la palla, il lancio a cercare Cavalieri, è impreciso, è un monologo Gemini. In questi ultimi 10 minuti sembra davvero in difficoltà. Squadra mister Scalisi, oggi in tribuna. Panchina c'è Pillera. Sicuramente invece soddisfatto mister Ancona. Gemini sta giocando con personalità, deve riscattare la sconfitta alla prima giornata per 2-0. Colonna invita i suoi a salire, palla in zona Lovico, Vidal vince alla fine la lotta delle seconde palle, Rebagliati, palla sporca ripulita ancora, Vidal su Rebagliati, eccolo il 9, stavolta è difficile anche per lui, servito sempre con palloni non proprio comodi. Fisico alla Peter Crouch per Rebagliati, 7 reti per lui, ma soprattutto un grande lavoro di sacrificio per la squadra. Se consideriamo 19 reti totali, questo dà l'idea del peso specifico di Rebagliati
per il Santa Domenica di Vittoria, anzi Santa Domenica Vittoria, pardon. Più di un terzo dei gol sono firmati da Rebagliati. Vaccaro in area, Vaccaro prova a girarsi, chiuso da Vidal, ancora grande lavoro prezioso del numero 8, poi Micheli anticipa Rebagliati, ripulisce Lovico che poggia su De Miere poi sbaglia, occhio a Piedra, potrebbe provarci, invece la palla viene giocata su Cavalieri. Buon accorso, rischia girandosi su Colley, Lombardo su Colonna da Tortora, palla così, ora Lovico, Colley, dribbling all'indietro, adesso sembrano respirare un attimo le squadre dopo aver fatto 35 minuti a tutta. Suriano mette fuori, ma c'è stato un fallo su Scrudato, rimane a terra il numero 11, autore sin qui di una bella partita anche vicino alla rete. Tiro deviato da Colonna sul tapin, poi Colley ha fallito l'appoggio, ma era in posizione di fuorigioco, la rete che sarebbe stata annullata. Adesso punizione per il Gemini, palla che viene buttata dentro, Colonna esce, chiama la palla, la fa sua, non una buona soluzione questa di Reina, palla troppo lenta e prevedibile. Adesso lancio a cercare Piedra, finisce direttamente fuori. Occhio alla palla ancora dentro a tagliare per Vaccaro, si era infilato dietro le spalle di Lombardo. Movimenti di Vaccaro che hanno messo in difficoltà non poco squadra messinese. Ora Montagno, buona la giocata di Rebagliati, rientra Rebagliati di tacco per Montagno, ancora Montagno a cercare Rebagliati, palla messa fuori. Suriano, Cavalieri, De Miere in angolo. Intervento provvidenziale di De Miere, con le dita allunga in angolo. Qui Rebagliati forse poteva direttamente mettere la palla dentro per il solito Piedra, preferito allargare col tacco. Cross di Montagno, parata di De Miere, adesso c'è un uomo a terra, dovrebbe essere Colley, si rialza adesso il numero 3. Santa Domenica Vittoria che comunque ha avuto le sue possibilità con Piedra e con il solito Rebagliati di far male. Match molto bello. Gemini che però ai punti meriterebbe qualcosa in più. Adesso il nostro regista Giovanni Xeli va a indugiare su mister Ancona, preoccupato per le condizioni di Suleiman Colley.
immagini che indugiano anche sulla panchina di casa. Vedremo se Ansumana Colley sarà in grado di proseguire oppure no. Inizia il movimento sulla panchina agrigentina. Allora forse il problema per Colley è più serio del previsto. Sembra avere molto dolore. La nostra postazione è ovviamente schermato da tutti i suoi compagni. Gioco fermo da un paio di minuti. Immaginiamo possa esserci un recupero corposo. Continua il movimento in panchina Gemini. Scaldamento però che non sembra intensificarsi, allora forse Colley vuole provare a proseguire. Sembra però piuttosto dolorante. Difficilmente potrà proseguire Ansumana Colley. Forse stringerà i denti per questi ultimi minuti che mancano al termine. Mentre continua a scendere la temperatura qui allo stadio comunale. Adesso vedete Cavalieri che libera la parte posteriore della bandierina dalla neve in modo tale da poter battere senza rischio di scivolare. Palla tagliata De Miere, così la respinta. Poi tentativo di Paolino. Palla che però finisce fuori. Colley è ancora dolorante. Pronto a rimettere la palla in gioco De Miere. Senza di Colley che sarebbe importante nel peso specifico offensivo e non solo del Gemini. Adesso si è allargato temporaneamente Lovico sulla sua posizione, è arretrato leggermente Bamba con Vaccaro ad agire da falso 9. Adesso Di Benedetto attende che la palla esca, palla però si ferma, si complica un po' la vita di Benedetto, alla fine rimessa dal fondo, andata bene al numero 13. Colley intanto sembra aver ripreso una condizione fisica in grado di permettergli di rientrare in campo. E allora meglio così per il Gemini, ma anche per lo spettacolo. De Miere, palla Vaccaro anticipato bene da Lombardo. Owusu stop così, Lovico pulisce ancora bene la seconda palla che però finisce fuori. Buon accorso, cercare Rebagliati, pietra di testa, si lotta a centrocampo, Vidal allontana. Squadre che adesso sembrano stanche, siamo già nel recupero. Naturalmente
complicato intuire quanto del tempo perduto per l'infortunio a Colli verrà recuperato. Si continua a giocare. Siamo già un minuto oltre il 45. Colonna. Tortora. Lancio di Tortora, cercare Rebagliati. Miceli protegge l'uscita di Demiere. Reina. Eccolo Colle, rientrato. Colpito probabilmente al naso. Una importante fasciatura sul volto, il numero 3. Che non ha però rinunciato al match. Becca prova a sorprendere Tortora. Tortora però recupera bene su di lui dopo un'iniziale incertezza. Protegge la rimessa dal fondo. Buona la giocata di Montagno su Rebagliati. Si scambiano questa volta i ruoli. Montagno di testa, Rebagliati nella profondità. Lancio per Piedra, Piedra tu per tu, Piedra, esce Demiere che rimane a terra, si rialza, Piedra, palla fuori, Cavalieri, Piedra, Demiere. Piedra aveva alzato il braccio per protestare e Demiere, parata importante allo scadere del primo tempo, perché andare sotto adesso sarebbe stata una doccia gelata per il Gemini. Grande parata sul tiro a botta sicura di Cavalieri. Situazione un po' casuale, ma occasione importantissima. La seconda, almeno, per il Santa Domenica Vittoria. E arrivano sempre da quella parte. Adesso Veca sbaglia e c'è il calcio d'angolo e si accende il pubblico di casa. Deve fare in fretta però squadra dei Lupi, perché siamo già 4 minuti oltre il 45esimo. Con ogni probabilità al 50esimo finirà il primo tempo. Palla dentro, Owusu anticipa Rebagliati, ancora Cavalieri finta, Cavalieri, palla sul secondo palo per Piedra tutto solo, stop, rientra Piedra sinistro, la palla alla fine viene sputata fuori dalla difesa del Gemini. Vaccaro, va via Vaccaro, si lascia andare, non c'è nulla e allora si continua a giocare. Rebagliati, scurvato, colpisce un avversario a palla lontana, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Lovico, tocca per Colley, occhio c'è spazio per Colley, va via, no, chiuso da Bonaccorso, poi Vidal, Piedra, sbaglia il tocco Vidal. Adesso il direttore di gara va a parlare col suo assistente per capire cosa è accaduto alle spalle del direttore di gara, con Scurdato reo di aver colpito un avversario a palla lontana. Ora si scaldano gli animi tra Paolino e Scrudato. Alla fine non c'è nessuna sanzione, un po' di tensione anche tra le panchine, ma il primo tempo è concluso e allora dopo più di 5 minuti di recupero l'arbitro dice che basta così. All'intervallo Santo Domenico Vittoria e Gemini Calcio sono sullo 0-0. Piccolo stop anche per noi.
Amiche e amici di Wii Sport, di nuovo in diretta dallo stadio comunale di Santa Domenica Vittoria per il secondo tempo di Santa Domenica Vittoria e Gemini Calcio. Risultato ancora fermo sullo 0-0, match ricco di occasioni, un palo clamoroso di Vaccaro, tante chance anche per la squadra di casa. Risultato però ancora fermo sullo 0-0, non ci sono cambi, è rimasto a lungo a terra Ansumana Colley per il Gemini alla fine del primo tempo, brutto colpo per lui, adesso si è completamente ristabilito e allora si riparte con gli stessi 22. Demiere, Miceli, Reina, Di Benedetto, Veca, Lovico, Uso, Scrudato, Colley, Bamba e Vaccaro per il Gemini. Colonna, Paolino, Lombardo, Pietra, Tortola, Buonaccorso, Vidal, Suriano, Montagno, Cavalieri, Rebagliati per Santa Domenica Vittoria. Adesso ospiti che attaccano da sinistra a destra del vostro schermo, i lupi invece attaccano da destra a sinistra. Clima sempre più rigido, sole che sta pian piano andando via e temperature che diventano sempre più rigide qui sugli spalti del comunale. Adesso potete vedere giocatori che stanno facendo esercizi di riscaldamento supplementare, perché ricominciare insomma dopo un quarto d'ora di stop non deve essere facile. Probabilmente c'è un problema alla rete di Colonna, e così segnalato agli assistenti Campa e Lobello. Ne approfittiamo per andare a guardare anche un po' gli ultimi 3 incontri delle due squadre. Gemini che ha pareggiato nel derby della montagna col Camarat 1-1, poi trovato la vittoria con riposto e perso nell'altro derby contro l'Aragona Calcio. Gemini che ha poi però ribaltato l'iniziale 2-0, 3-1 pardon, di Bagheria, vincendo 2-0 proprio con la squadra nerazzurra, con Demiere, come detto, sugli scudi per aver parato 3 calci di rigore. Santa Domenica che invece ha perso 4-1 qui col Camarat, partita trasmessa proprio da Wii Sport. Ha vinto 2-0 a riposto e anche 2-1 sul campo del Santa Venerina. Santa Domenica vittoria che viene quindi da 2 vittorie consecutive, continuità che è stato un po' il tallone d'Achille del Gemini Calcio, che mai in questo torneo ha messo in fila 2 vittorie consecutive. Gemini che ha uno score migliore nelle reti fatte in trasferta rispetto a quelle in casa, mentre intanto è ripartito finalmente il secondo tempo. Santa Domenica Vittoria che invece subisce meno in casa che in trasferta. Ma torniamo in campo perché è ricominciato il match e la palla ce l'ha il Gemini. Squadra mister Ancona che forse ai punti avrebbe meritato qualcosina in più. Risultato però che finora è fermo sullo 0-0. Occhio però a Vaccaro. Vaccaro, dribbling di Vaccaro, la palla esce buona per Bamba. Bamba, Vaccaro. Vaccaro, ancora lui, Vaccaro, miracolo di Colonna, paratissima del numero 1, ancora su Vaccaro che non riesce a trovare la rete, parata importante però del portiere dei Lupi in controtempo, allungato in angolo, conclusione che era stata deviata, subito il primo squillo del Gemini dopo neanche un minuto. Sul punto di battuta c'è proprio lui, Vaccaro,
cross dentro, Rebagliati, un fattore anche nella propria area, mette fuori. Lovico lascia a Miceli, grande partita del numero 2. Miceli però lascia a sua volta a Colley, che va a cercare Bamba. Eccolo Bamba, il rimpallo è favorevole, alla fine deve mettere fuori Bonaccorso. Rebagliati cercato con un'altra palla difficile, prova a controllarla Rebagliati. Cavalieri, palla dall'altra parte per Montagno anticipato da Demiere, subito in verticale il Santa Domenica Vittoria con 3 passaggi, ha rischiato di mettere in porta un uomo. Becca rientra bene, tocco di mano di Suriano, braccio che però sembrava attaccato al corpo. Scrudato, Veca, ritmi di nuovo alti in questo secondo tempo. Scrudato per Veca, chiuso da Tortora, sensazione che il match possa stapparsi da un momento all'altro. Di Benedetto, va alla rimessa lunga, uso anticipato da Vidal. Cavalieri a cercare ancora Rebagliati, controllo difficile, questa volta non riesce al numero 9, davvero servito sempre con palloni complicati da ripulire, ci riesce spesso e volentieri l'attaccante in maglia bianca. Vaccaro, bene Vaccaro per Lovico, si sta muovendo tanto il numero 10, qui manca solo la rete a coronare comunque una prestazione importante. C'è lui sul punto di battuta, Vaccaro dentro, esce Colonna coi pugni, poi Colley svirgola male, molto complicato trovare la porta. Adesso si alza anche un venticello piuttosto freddo, chissà che anche il meteo non possa essere un fattore. Con i cambi potranno dare energia e vitalità, un match che è comunque ripartito alla grande, con occasioni da una parte e dall'altra. Paolino da Tortora. Tortora mette in difficoltà Suriano, poi Paolino mette fuori. Rischio però di Tortora, che è servito una palla molto molto complicata al suo compagno. Paolino. Lancio e palla già recuperata dal Gemini. Paolino bene su Bamba, Bamba va via, non c'è il gioco da terra, allora Colley a servire Vaccaro. Vaccaro ancora bene in dribbling, la palla a cercare Scrudato, un po' lunga, era una buona idea, leggermente fuori misura, la palla di Vaccaro. L'ex Camarat, Salvatore Vaccaro, classe 92, la rete per lui in questo campionato.
Non riesce Montagno a tenere la palla in gioco. Scrudato recupera bene la palla. Suriano però lotta ancora. Il rimpallo rischia di favorire Bamba. Paolino alleggerisce per Colonna, che non si fa pregare e lancia lontano. Piedra lotta bene. Alla fine Miceli scarica dietro su Reina, il suo capitano. Mattei Batti alla fine premia Vidal. Buona la palla per Montagno, che non riesce a controllarla. Era una giocata splendida quella di Vidal. Non riesce però il controllo al numero 7. Che adesso recupera la posizione. Lancia a cercare Vaccaro. Chiuso. Bene da Bonaccorso. Lovico contro Piedra. Piedra lotta ancora. Il numero 4. Vidal. Poi a cercare Cavalieri, un po' pigro qui Cavalieri, non ha accorciato. Piedra ne recupera un'altra, è quella del vantaggio. Scrudato a cercare Veca, 2 contro 1, raddoppio su Veca. Vediamo se riesce a passare Veca fino in fondo. Veca ottiene il massimo, e cioè un tiro dalla bandierina. Buona la giocata questa volta del 7, che ha avuto una grande chance nel primo tempo. L'ha fallita mancando l'impatto con il pallone. Adesso sul punto di battuta c'è Ansumana Colley. Palla dentro di Colley, il colpo di testa e la palla ancora deviata in angolo. È stato forse Di Benedetto a cercare l'impatto. Palla che si spegne sul fondo, deviazione e ancora corner. Colley, palla a cercare Bamba, che prova un tiro al volo piuttosto complicato. Deviazione e ancora possesso Gemini. Di Benedetto prova ad andare alla rimessa lunga, quasi un corner corto. Di Benedetto, Owusu non trova contatto con la palla. Rebagliati, anticipato da Reina. Rebagliati lotta ancora, scivolata poi di Tortora. Fallo su Vecca. Qui Tortora un po' precipitoso, perché era spalle alla porta. Veca avrebbe potuto fare ben poco da lì, invece concede un calcio di punizione con spiovente dentro. Colley. Tortora si fa perdonare, mette fuori questa palla. Adesso Colley torna sulla sua fascia di competenza. Sarà Veca a proporsi per lo scambio. Owusu per Veca, bene dentro. Palla viene allontanata di Piedra, poi Lovico in sforbiciata, tenta qualcosa di molto complicato. Palla che finisce fuori. Ora Rebagliati, palla buona per Piedra. Piedra è passato, ma giù non c'è nulla. Reina deve liberarsi del pallone.
Piedra lo aspetta lì, recupera, cerca poi lo scarico, ma Colley è nel posto giusto al momento giusto, scrudato. Adesso Lovico, si è aperto il campo per il Gemini, Vaccaro, occhio al suo dribbling, Vaccaro, palla attaccata al piede per Vaccaro, a cercare poi Bamba, palla fuori misura. Non funziona sin qui l'asse Bamba-Vaccaro, o meglio, funziona solo in parte perché le situazioni pericolose sono arrivate in più di una circostanza, più per la verità sui piedi di Vaccaro, almeno un paio, una inizio match per Bamba. Adesso doppio intervento su Rebagliati, Owusu e Reina. Owusu si chiarisce con Rebagliati, anzi è Reina a chiedere scusa a Rebagliati. Owusu in arretramento non poteva naturalmente vedere il suo avversario. Vidal sul pallone, Vidal per Piedra, anticipato, chiude scrudato, Bamba, 2 su di lui, Bamba va giù, fallo fischiato da Davide Romano. Adesso fase un po' bloccata del match dopo le occasioni di inizio tempo, si va un po' folate. Colley, chiuso da Piedra, palla però torna sui piedi di Colley. Lovico, passaggio suicidio di Lovico, Rebagliati, Vidal dentro per Cavalieri, De Miere l'aspetta lì, qui un po' precipitoso Vidal, serviva davvero passaggio millimetrico per servire Cavalieri. Bamba solo, palla per Vaccaro, buona la diagonale di Tortora, Bamba prova poi a recuperarla, non ci arriva, scrudato Owusu. Colley, Lovico, Vaccaro d'esterno, bene per Colley che scivola. Allora la palla del Santa Domenica Vittoria con Vidal di sinistro, servire Tortora, di prima bene, Cavalieri con campo, con spazio e con la palla. Adesso per Tortora, Tortora di esterno, tenta la palla per Montagno, poi Cavalieri, gioco pericoloso, non sanzionato. Solo rimessa laterale. Di Benedetto si rialza, un po' dolorante. Reina, palla lunga. Paolino bene di testa, poi sbaglia con Dorelli e rischia, Bonaccorsi pardon, rischia tantissimo. Ora Owusu in dribbling su Vidal. Palla per Colley, con spazio Colley dentro a cercare Bamba, chiude Paolino, occhio a Veca. Salvataggio di Tortora, adesso si chiariscono Bonaccorso e Lombardo. Di Benedetto. Vaccaro, bene col petto, scrudato, Owusu, c'è spazio per Colley, servito, occhio a Colley, controllo non buono, qui c'era una buona possibilità per il Gemini che adesso sta tornando a bussare forte. Miceli con la rimessa lunga. Sempre a cercare la sponda di Owusu, Vidal però si mette davanti e allontana. Non c'è movimento sulle due panchine.
Entrambi gli allenatori sembrano essere soddisfatti quando siamo all'ora di gioco. Miceli con l'esterno per Bamba, anticipa tutti Paulino, anche il suo portiere, e spedisce poi la palla fuori dall'impianto. Palla probabilmente smarrita, vista l'altura cui ci troviamo e la pendenza dello stadio comunale. Cavalieri sbaglia Santa Domenica, batte e ribatti, alla fine Paulino lancia per Piedra, che non riesce a controllare questa ennesima palla alta giocata sulla sua testa. Adesso un po' di stanchezza inizia a subentrare. Lovico chiude, palla fuori. Pallone che adesso viene rimesso in gioco da Bonaccorso. Piedra per Rebagliati, fuori gioco di Rebagliati. Si arrabbia Rebagliati con la terna arbitrale per questo fuorigioco un po' ingenuo. Difficile capire dalla nostra postazione. Nel dubbio, naturalmente, ci fidiamo della terna arbitrale. Reina per Vaccaro, Bonaccorso fa buona guardia. Adesso fase un po' bloccata del match e inizia un po' di movimento sulla panchina del Gemini. Scrudato Bamba, palla imprendibile per Veca che però si impegna, riesce a controllarla, poi Montagno chiude su di lui. Gemini che continua a insistere, fatica però a liberare uomini tra le linee, come è accaduto nella fase centrale del primo tempo. Un paio di giocate brillanti di Vaccaro. Colonna vuole rilanciare su Rebagliati, che si arrabbia col suo portiere, voleva la palla addosso, palla che invece viene giocata male. Reina la può mettere fuori, Owusu la ripulisce, eccesso di confidenza, Vidal gliela porta via, Vidal! Palla fuori, buona giocata però del numero 8. Che va non lontano dalla porta di Demiere. Di Benedetto, Vaccaro a cucire il gioco. Cross a cercare Bamba. Da quella parte però non c'è nessuno, era venuto dentro il campo Colley, cercare un inserimento, scelta sbagliata in questo caso del Gemini. Rebagliati lotta bene la sponda per Piedra, Piedra fino in fondo, Piedra palla dentro, Miceli rischia, Miceli poi riesce a servire Lovico, rischia a sua volta Lovico, Vidal la recupera, Cavalieri, illusione ottica del gol. Santa Domenica vittoria, vicinissimo al vantaggio, ma la toccata Demiere, segnala così l'assistente di Romano.
calcio d'angolo, Santa Domenica vittoria. Cavalieri vicino alla rete del vantaggio. Pronto a battere il 10, bracci proibiti tra Rebagliati e Reina, cross che si spegne tra le maglie dei Gemini. Montagno ancora dentro, palla ancora buona per Cavalieri, tiro cross deviato, ancora angolo per il Santa Domenica vittoria che ora bussa forte. Cavalieri, palla dentro, chiuso il cross da Owusu. Santa Domenica vittoria che riesce davvero ad accendersi in un attimo. Gioco molto verticale quello dei padroni di casa, recuperano palle e poi cercano immediatamente la fisicità di Rebagliati o la seconda palla con l'inserimento di Piedra, soprattutto dietro le spalle di Lovico. Di Benedetto, Pecca, fallo di Montagno su di lui. Qui bravo Montagno a recuperare, fallo tattico quello del numero 7. Di Benedetto era partito ma un pallone servito, scrudato per Vaccaro, chiusura di Lombardo. Adesso occasioni da una parte e dall'altra. Vidal, Cavalieri saltano a vuoto, c'è lui che è scrudato, non Di Benedetto. Owusu prova il palleggio, batte e ribatti, ci pensa Rebagliati con la testa. Lovico prova a mettere ordine, ce la fa. Owusu, non c'è lo spazio per servire Veca e allora invita alla calma i suoi. Vuole ragionare il Gemini. Vaccaro, vediamo se cerca un altro dribbling dei suoi. Veca, dribbla anche lui, perde però contatto col pallone. Vidal poi a memoria su Cavalieri, c'è spazio per il 10, sta arrivando Montagno, troppo prevedibile però la giocata di Cavalieri. Non c'è il fallo, forse c'è la rimessa per il Santa Domenica vittoria. 20 minuti alla fine di 1-0-0, tutt'altro che banale. Cavalieri, Suriano alza una palla così così, poi Lovico allontana, Bamba non un buono stop, Cavalieri gliela porta via, poi con un tunnel Rebagliati prova a girarsi, Miceli, blitz decisivo, poi Rebagliati commette fallo su Miceli. Buona la partita del numero 2. Calcio di punizione, giocato all'indietro. Demiere per Di Benedetto. Lancio per Bamba. Tentativo di sponda, anche il pallone. Bamba, poteva essere una buona idea per liberare l'inserimento di Vaccaro. Owusu, adesso squadre un po' lunghe. Veca, Vaccaro, Veca, dentro a forbice, non c'è fallo però, scrutato dentro per Colley, anticipato Colley e c'è calcio d'angolo.
qui intervento di Veca al limite, non c'è il fallo, Veca probabilmente è scivolato. Tortora si rialza, calcio d'angolo, batte Vaccaro, tanti uomini a saltare, Vidal però la prende sempre lui con la testa, ancora Vaccaro, cross basso, messo fuori ancora, Lovico attaccato da Cavalieri, Lovico rischia, cesso di confidenza, gliela porta via Vidal, occhio al contropiede, Cavalieri in dribbling, è andato via Cavalieri, cerca di saltarne un altro, nel frattempo però recupera il Gemini, Montagno, sta arrivando Tortora, Montagno, ora per Tortora con l'esterno, la palla è per Rebagliati che ha fallito un'occasione clamorosa, ma c'era offside, fuori gioco, l'aveva messa fuori Rebagliati. E questa era un'occasione importante. Adesso cambi nel Gemini, esce Lovico che in effetti si era un po' spento nella ripresa. Match in chiaroscuro per Lovico. Al suo posto entra il numero 20, Licata. Vaccaro tenta il dribbling su Bonaccorso, Vaccaro se la va di prendere, lotta tra i due, palla arriva a Colley, Owusu dentro il taglio per Bamba, Colonna la fa sua, dentro dunque Licata al posto di Lovico. Colonna mette poi la palla fuori perché probabilmente va sostituito il pallone. In effetti è così. Palla che adesso sembra idonea. Colonna, lancio per Rebagliati, Reina anticipa su di lui, Scrudato, Bamba per il rientrato Licata, tocca il suo primo pallone, Scrudato, Owusu con spazio, Owusu fino in fondo, allarga per Colley, non trova il tempo Colley per l'intervento. Anche questa volta il Gemini aveva manovrato bene, tanto spazio, poi manca l'ultimo passaggio alla squadra agrigentina. Campo sintetico che non aiuta, palla che rimbalza tanto e spesso. Cavalieri, lotta bene sulla seconda palla, 2 contro 1 al centro, Cavalieri, Veca chiude ma la palla era uscita. (75) ultimo quarto d'ora del match. Bamba con la testa a cercare Licata, chiuso Licata, Polino controlla con il braccio, ingenuità questa volta del 2,
Calcio di punizione pericoloso, tanti uomini sul punto di battuta. Probabilmente sarà Scrudato a mettere dentro. Anzi è Colley a battere col suo mancino, palla lunghissima che finisce direttamente sul fondo. Non certamente la giocata migliore di Colley in questo match. Usu, bene con la testa, Licata, cercare Vaccaro, Paolino stoppa, Suriano, Tortora e Cavalieri. Buona la manovra questa volta del Santa Domenica, vittoria, e poi Demiere anticipa le Bagliati. Cavalieri non riesce più a trovare luce per controllare il pallone. Bamba, stop e dribbling da appoggiare su Vecca, non riesce. Licata prova col tacco, Tortora schermato da Vecca il suo retropassaggio, poi Paolino senza fronzoli, Rebagliati pulisce un altro pallone, Cavalieri dentro per Piedra, Licata lotta ancora, Vecca, cambio campo a cercare Colley, non trova il passo. Colley sembra non averne più. Altro cambio per il Gemini. Fuori dovrebbe essere Di Benedetto, il numero 13. Lascia il campo. Cambio ruolo per ruolo. C'è il fallo adesso per il Santa Domenica vittoria. Licata a cercare la profondità per Bamba, esce Colonna, tanto per dovere di cronaca è entrato Messineo al posto di Benedetto. Scrudato, sbaglia, un po' stanco l'11. Vidal, Giuliano, c'è spazio per Montagno, occhio che è un altro passo rispetto a Messineo. Montagno, toccato, non c'è nulla, si lascia andare. Messineo lancia un'occhiataccia. Colley, Vaccaro, Scrudato, si scontrano, Colley e Scrudato. Rebagliati, bene di sponda, Scrudato va via a Vidal, ancora Scrudato, eccolo l'11, portapalla, Luca l'intervento, raccorso, Colley, anzi era Bamba, provare azione personale. C'è un altro cambio in vista per il Gemini.
prima però la rimessa di Miceli, ancora a cercare Owusu, ancora anticipato da Vidal, Miceli dentro per Bamba, Licata, la palla resta lì e poi Veka l'ha sbloccata il Gemini. Calcio all'81esimo minuto con Veka che va ad esultare sotto lo spicchio dei suoi tifosi. Veka per l'1-0 Gemini. Aveva fallito un'occasione simile nel primo tempo, non poteva fallire questa volta. Veka a pochi passi da Colon. 1-0, doccia gelata per il Santa Domenica Vittoria. Stiamo rivedendo la rete di Veka. 1-0. Lo sai anche tu, lo sai. Richiamalo. Per il Gemini. Occhio che attacca ancora il Gemini, adesso in fiducia la squadra di Ancona. Vai veloce, gioca. Owusu, Colley, Owusu, Usciamo, dai, esci. Scrudato a cercare Licata sul primo tentativo, non buono, buono invece quello di Veka. Ora Scrudato, non c'è il fallo. Vaccaro, Veka dietro da Deniere. Deniere, Cavalieri, Tortora, Rebagliati, lotta ancora. Bamba, adesso cerca di proteggere palla, Bamba, attaccato da due uomini, subisce fallo. Adesso ad ogni decisione c'è polemica, poi attimi di tensione con la panchina del Santa Domenica Vittoria, si scaldano gli animi. Paolino e Owusu. Adesso clima nervosissimo in campo e fuori. Paolino e Owusu sembrano essere i due venuti a contatto. Vediamo se ci saranno sanzioni disciplinari in un match che in realtà finora non ho visto neanche un ammonito. Cerchiamo di capire cosa è accaduto. Polemica che nasce probabilmente con Vaccaro e che poi si estende agli altri componenti della squadra. Ancora Vaccaro, far polemica con qualcuno della panchina. Adesso ancora richiama qualcuno in panchina. Nervosismo adesso alle stelle. Il direttore di gara a colloquio con l'assistente. Cerchiamo di capire se c'è provvedimento disciplinare per qualcuno. Ancora intanto corre ripari, forse vorrà sostituire uno dei più nervosi che
sembra essere proprio Vaccaro. Adesso forse va a chiarirsi Vaccaro, un componente della panchina, è lui il primo ammonito. È un giocatore della panchina del Santa Domenica Vittoria e Vaccaro. Dunque giallo per Vaccaro, che chiede ancora spiegazioni a Romano. Adesso gioco fermo da parecchi minuti. Caro si chiarisce con il direttore di gara e allora si può ripartire finalmente. Un Messineo a cercare Bamba. Lombardo aspetta l'uscita del pallone. Buon accorso. Colley. Buon accorso Vidal. Piedra. Lascia in avanti Tortora. Così. Piedra a cercare Rebagliati con l'esterno. Non ne ha più però il 9. Si è sacrificato tanto. Chiede però di accompagnare di più l'azione. Adesso sorta di 4-3-3 con Cavalieri e Piedra fare attaccanti esterni e Soriano e Montagno fare gli interni. Ora Vaccaro lascia il campo nervoso fino allo stremo. Fuori il numero 10, dentro al suo posto dovrebbe essere Lio. Veca, palla fuori, Scurdato, si è buttato dentro Licata dentro per Lio, ne è entrato Lio, riesce a trovare contatto col pallone dopo il primo controllo. Owusu, bene Owusu, Colley dentro per Lio, ancora Lio per Bamba, non trova più il contatto col pallone. Occhio al contropiede, Cavalieri. Adesso si va da una parte o dall'altra, Cavalieri, fallo questa volta di Scurdato su di lui. Ora Scurdato esagera il contatto con Tortora per ricevere il calcio di punizione. Il giallo invece lo prende Tortora per proteste. Calcio di punizione, sulla palla c'è Vidal, una delle ultime chance. Vidal dentro, Owusu mette fuori, buon accorso Vidal, cambia tutto. Colley però fa buona guardia. Siamo nel recupero. Scurdato, sbaglia Scurdato. Cavalieri, palla dentro, chiude Reina, buon accorso, palla ancora per Cavalieri che però sbaglia tutto. Rammarico nel Santa Domenica Vittoria.
che dopo le 2 vittorie consecutive, scusate il gioco di parole, rischia di fermarsi al comunale. Dovrebbero esserci ben 6 minuti di recupero, secondo quello che ci è parso di capire, grazie alla preziosa segnalazione del nostro regista Giovanni Saeli. Piedra, da lontanissimo Piedra. Deniere però l'aspetta lì, guadagna qualche secondo. Deniere, Bamba, lotta ancora il 9, partita di sacrificio, non certo di occasioni per il 9, tanto movimento, poche volte però è riuscito a concludere. Tortora, Cavalieri, adesso gioca a tutto campo, Vidal, Suriano, Vidal, palla dentro per Rebagliati, è difficile questa soluzione. Deniere, pronto a battere. Ultimi 3 minuti, poco meno. Vidal, Owusu, alza un campanile. Colley non riesce a far meglio di così e allora c'è ancora spazio per il Santa Domenica Vittoria, con buon accorso. Owusu, buon accorso, chiude, viene chiuso, pardon. Gioco fermo, adesso altro problema coi palloni. La palla arriva finalmente a buon accorso per la rimessa in gioco. Non si gioca più. Adesso c'è un altro cambio per il Gemini. Fuori il Bamba, che ovviamente cerca di guadagnare qualche secondo. Fuori Bamba. Ci sarà dunque un altro supplemento di recupero. Al suo posto dovrebbe essere entrato Reina. Vidal, palla in aria, Icata la mette fuori. Cavalieri, Tortora, Montagno, Licata, falloso su Tortora, giallo per Licata. Ultimo calcio di punizione, probabilmente che chiuderà il match. Siamo praticamente al 96. Sulla palla c'è Vidal, ultima preghiera per il Santa Domenica Vittoria. Vidal dentro, la
La palla si spegne sul fondo, era salito anche Colon per l'ultimo assalto. E su questo calcio di punizione probabilmente finirà il match del Comunale. Demiere sul punto di battuta. C'è ancora vita però, c'è ancora tempo, si gioca ancora, 97. Buon accorso. Colley chiude. Buon accorso. Rebagliati, spizzata, Demiere la fa sua. E su questo probabilmente scoreranno i titoli di coda del match. Ed è così, il Gemini espugna il Comunale di Santa Domenica Vittoria 1-0, la rete decisiva è di Veca. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Da Giampaolo Pascolino e Giovanni Savelli per Wii Sport è tutto. Appuntamento ai prossimi match sempre su questo canale. Grazie e buona giornata. Ciao!